Sana Sanità. 30 minuti con i diabetologi della nostra ASL 4. La dottoressa Laura Corsi, primaria del centro di diabetologia dell'ASL 4, e il vice direttore, sempre dello stesso centro, il dottor Giorgio Versari, diabetologo. Bentornata dottoressa. Grazie. Sono un paio d'anni che lei manca dalla nostra rubrica e mi pare che ora sia l'ora di parlare un po' di diabete, perché ci sono anche tante novità in circolo, no? Sì. Prima di tutto bisognerebbe dire un po' che cos'è il diabete, poche parole rapidamente, che cos'è il diabete e sentire un po' malattia in aumento, eccetera, eccetera. Il diabete è la principale malattia metabolica che colpisce l'umanità. Ha un'altissima prevalenza nella popolazione e un'alta incidenza, a seconda da popolo a popolo, da razza a razza, da nazione a nazione, ma comunque in Italia in questo momento, perlomeno sono dati del 2017, i diabetici sono sicuramente oltre i 6 milioni. 6 milioni. E mi dicono anche che 120.000 muoiono tutti gli anni per malattie connesse al diabete. Soprattutto, certo, soprattutto malattie cardiovascolari, perché il diabete è la radice di tutte le malattie cardiovascolari. Brevemente, che cos'è il diabete e che cosa bisogna fare? Il diabete è una patologia che si manifesta con elevati valori di glicemia nel sangue. Può decorrere senza sintomi. La glicemia è il livello di zucchero del glucosio nel sangue. E può decorrere senza sintomi anche per molti anni, è questo il vero problema, perché in tutti questi anni spesso si crea l'inizio delle complicanze croniche del diabete. Quando arrivano i sintomi, in maniera a volte anche eclatante, che necessitano anche di ricovero ospedaliero, spesso la patologia preesiste anche da 5-10 anni. Quindi uno ce l'ha ma non sa di averla. Ma non sa di averla, e questo è il grosso problema del diabete, fondamentalmente. Ci sono vari tipi di diabete? Sì, ci sono vari tipi di diabete, alcuni più comuni e altri meno comuni. I due tipi più comuni sono il diabete tipo 1 e il diabete tipo 2. Il diabete tipo 1 è il diabete che ha in genere un esordio in età giovanile e che è trattato con insulina fin dall'inizio. Il diabete tipo 2 invece è una patologia più subdola che può iniziare in genere in età media o tarda età, ma oggi vediamo il diabete tipo 2 anche in tanti giovani. È più diffuso questo. È molto più diffuso poiché lo stile di vita attuale che abbiamo ha anche amplificato enormemente l'incidenza e la prevalenza di questo diabete tipo 2, che è molto collegato per esempio all'obesità, anche alla sedentarietà e alla familiarità, in parte anche alla familiarità. Diagnosi. Quindi la diagnosi del diabete tipo 1 o diabete giovanile è relativamente facile, poiché il bambino, il ragazzo, il giovane manifesta in genere periodi di decadimento fisico, dimagramento, aumenta la sete, aumenta la necessità di urinare, e si vede proprio la persona che si consuma. Nella maggior parte dei casi non si arriva più a momenti gravi perché, ripeto, la famiglia oggi è molto più colta a questo riguardo, i pediatri sollecitano i genitori a stare attenti anche a questi sintomi nel bambino o nel giovane. E quindi direi che oggi esordi con ricoveri per situazione grave ce ne sono sempre meno, che ne dici? Ne abbiamo visto sempre meno. Più acuto, in generale si nota di più, è più facile accorgersi che c'è qualcosa che non va, perché il ragazzo sta male. E il prediabete che cos'è? Ho sentito parlare di prediabete. Prediabete è un nome improprio? È un nome improprio, non è... Però che cosa si intende? Un po' antico. Si intende una situazione nella quale, o per obesità o per situazioni di zucchero nel sangue lievemente più alto rispetto alla norma, c'è una predisposizione a diventare veri e propri diabetici. Le cure, i cardini della terapia. Dici tu, Laura?
I cardini della terapia nel diabete tipo 1 abbiamo detto che è insulina fondamentalmente, nel diabete del giovane. Sì. Nel diabete tipo 2 ci sono molti farmaci, ma la terapia di base che riuscirebbe a curare da sola oltre la metà dei soggetti diabetici tipo 2 è lo stile di vita corretto. E significa l'alimentazione e l'attività, un po' di attività fisica e un po' di movimento. Sono farmaci che costano poco. Costano poco e rendono tanto, più di qualunque altro farmaco. Non facili da prendere però. No, non facili. Automonitoraggio, i controlli che si devono fare e poi bisognerebbe parlare anche dei valori, la stabilità dei valori, comunque. L'automonitoraggio come L'automonitoraggio è un elemento essenziale per la cura del diabete, è fondamentale, perché in questo modo noi riusciamo a controllare la malattia e soprattutto a controllare i livelli di zucchero nel sangue, che sono quelli che alla fine portano i danni più importanti. E quanti controlli bisogna fare? Questo dipende un po' dalla terapia del paziente. Dipende da persona a persona. Un paziente che fa una terapia insulinica ha bisogno di molti controlli al giorno, un minimo di 3-4. Ecco. La stabilità dei valori è il risultato, è quello che cercate di raggiungere voi altri. Assolutamente è sì. La cosa più difficile però, perché non è facilissima. Non è facilissima, un po' perché soprattutto nel diabete che necessita di insulina la malattia non è mai stabile. E le variabili sono moltissime, l'alimentazione, la terapia, lo stile di vita, l'attività fisica, malattie intercorrenti, sono veramente molti i fattori che tendono a modificare il livello di zucchero nel sangue, quindi non è facilissimo controllarlo. Potrebbe essere più semplice nel diabete, diciamo, dell'anziano, nel quale la malattia, almeno nelle prime fasi, è meno complessa, meno aggressiva, poi lo diventa, ma nelle prime fasi forse è un pochettino più semplice. Le figure che dovrebbero seguire i diabetici, chi sono? Ci dovrebbero essere molte figure, oppure fa tutto il diabetologo? Magari, fosse vero. No, non fa tutto il diabetologo, però prima del diabetologo o in collaborazione col diabetologo, la famiglia. Il medico di base. È la prima figura. Il medico di base anche. Il medico di base. Che è quello che ha il polso della situazione. Il diabetologo in collaborazione con altre figure, altri professionisti, altri operatori. Per esempio? Per esempio gli infermieri formati alla cura del diabete, per esempio il podologo per la prevenzione del piede diabetico, temibile complicanza cronica. Per esempio i chirurghi vascolari, i cardiologi, sì. Lo psicologo che può essere utile, molto utile in tante situazioni. Io penso che sia tantissimo utile lo psicologo, perché se si tratta di razionare gli alimenti, tante volte ci vuole lo psicologo. È una difficoltà terribile. Si racconta sempre, e io lo ripeto in tutte le interviste che ho fatto alla dottoressa Corsi, si racconta dello schiaffo dato dalla dottoressa Corsi su una brioche, era un craft a un paziente diabetico che stava per mettersi in bocca questo craft uscendo da una pasticceria. Si è sentito una sberla, questa craft è volato 10 metri di distante, questo si gira inviperito, poi era la dottoressa che è sempre sul pezzo, la dottoressa che l'ha passata liscia. Vabbè, questa bisogna sempre raccontarla. Un piccolo aneddoto. Personalizzazione delle cure. È molto importante la personalizzazione delle cure, perché oggi soprattutto che è un momento particolare, perché abbiamo veramente tanti farmaci e la cura deve essere ritagliata sul paziente. Abbiamo la possibilità di farlo, bisogna conoscere molto bene il paziente e capire che cosa, fare un patto col paziente, un patto per cercare di ottenere un risultato efficace, però senza deteriorare troppo la qualità di vita. Diabete e tecnologia. La tecnologia ha fatto passi avanti da gigante in questo campo.
Dicevamo poco fa che la Regione Liguria, poi magari la dottoressa Corsi vi dice due cose più precise, ha fatto una delibera un anno fa per fare una sperimentazione di un anno di un sistema di monitoraggio dei livelli di zucchero fatto senza doversi pungere il dito, con che era molto fastidioso. Che è molto fastidioso, con un apparecchio che si chiama Freestyle, è un sensore che si applica nel braccio e con una macchinetta si legge il livello famosi di zucchero. Microinfusori? No, questi sono i sensori, cioè apparecchi che sono in grado di leggere il livello di zucchero. Ho capito. Da qui fanno la diagnosi questi. Ci dicono quanto è il diabete, se è stabile, se non è stabile, cioè ci danno delle informazioni sui livelli di zucchero. Da qui siamo ormai arrivati a fare parlare questi sensori con i microinfusori. I microinfusori sono degli apparecchi che iniettano sempre l'insulina in continuazione. Attualmente l'ultimo che è uscito è in grado di decidere, gli diamo questa possibilità cerebrale come se fosse un umano, è in realtà con una serie di algoritmi molto sofisticati in grado di modulare la secrezione di insulina in base ai livelli di glucosio. Quindi è una conquista, una rivoluzione. È una tecnologia avanzatissima. E senta un po', la nostra ASL spende questi soldi per... No, adesso è cambiata la cosa, adesso la cosa è cambiata, se permetti dico due ultime cose a riguardo proprio di direttive regionali. E in questo la Regione devo dire che ha lavorato bene, perché fin dall'inizio ha cercato di rendere omogeneo su tutto il territorio ligure l'erogazione, la cura del diabete, che parte quindi dalla cura del soggetto attraverso uno specialista, una struttura, e arriva all'erogazione dei presidi per il monitoraggio e la terapia. C'è stato un momento in passato in cui in realtà l'ASL 4 è stata un po'... era più difficile, cioè chi abitava a Genova aveva più possibilità di accedere a questa tecnologia. Adesso la cosa è cambiata. Sì, anche nei farmaci vedo che passano anche dei farmaci molto costosi. Sì, è migliorata molto. Quindi i vantaggi di questo tipo... I vantaggi sono molti. Rimanendo un attimino sui costi, tanto per... al momento questa tecnologia, che come dicevo molto sofisticata, è anche molto costosa, per cui presumibilmente non può essere passata a tutti, bisogna scegliere un pochettino il paziente con dei criteri... A proposito di personalizzazione. Con dei criteri piuttosto precisi, però secondo me una tecnologia magari non così avanzata, nel senso non così anche costosa, lei tenga conto che quello di cui parlavo prima ha un costo per un paziente annuo intorno ai 10.000 euro. Quindi una cifra abbastanza importante. È un investimento, abbastanza importante ed è chiaro che non può essere in questo momento elargito a tutti. Altre cose, come dicevo prima del Freestyle, per esempio quell'apparecchio che si mette sotto la cute, hanno costi decisamente più contenuti e hanno un impatto comunque sulla qualità della vita assolutamente notevole. Telemedicina nel vostro campo? Ecco, questo telemedicina che è un po' il mio sogno da almeno 10 anni, penso che sia il futuro. Il futuro a breve però, non un futuro lontano, perché in realtà è un progetto che io avevo anche già fatto 2 o 3 anni fa, avevo presentato ai nostri vertici e non era stato preso in considerazione ma non implementato, diciamola così. Io mi auguro che adesso invece come rete diabetologica e come commissione diabetologica di riuscire a far passare questa cosa che renderà veramente omogeneo su tutto il territorio la cura del diabete, perché ancora oggi chi vive a Santo Stefano d'Aveto o a Reggio Aglio non ha la stessa possibilità di accesso alle cure che ha la persona che abita in piazza Roma a Chiavari. È il problema del nostro territorio questo. E però con la telemedicina possiamo fare dei passi da gigante. Certamente. Pancreas artificiale. Ecco. Se ne parla continuamente però? Gliene ha già parlato un po' il dottor Ci stiamo avvicinando, quello di cui le parlavo prima è una sorta di mini pancreas artificiale, riesce a fare alcune cose che fa il pancreas, siamo ancora lontani dal vero pancreas artificiale, la strada è questa, qualche anno e secondo me ci siamo. Malattie connesse al diabete.
sono spaventose. Spaventose Tante. e soprattutto tutte. Sì, tante. Tutte. Se noi apriamo un libro di medicina è difficile trovare una patologia che non trovi una prevalenza maggiore nella popolazione diabetica. Qui dicono che, ho letto su un articolo di un giornale, che il diabete costa come una manovra finanziaria, 15 miliardi addirittura per le spese dirette e 15 miliardi per le spese indirette. E mi davano dei dati che non so se voi li confermate. Dice che una retinopatia costa 700 euro l'anno ogni paziente. Sicuramente. Retinopatia che cos'è? È una complicanza cronica del diabete, la più comune, la più diffusa, che colpisce la retina, che è la parte più interna dell'occhio e che porta a riduzione della vista fino a gravi livelli anche di cecità. Parlava del danno renale, 3.400 euro all'anno a persona. Danno renale cosa fa? Il danno renale è l'insufficienza renale cronica, che è un'altra complicanza del diabete, cioè il rene che ha una sofferenza, se non è curato il diabete naturalmente, una sofferenza sempre maggiore può avere fino ad arrivare a non funzionare più correttamente, quindi si parla di insufficienza renale, che in casi molto gravi necessita di dialisi. La dialisi mi porta 23.000 euro a testa all'anno. La dialisi ha un costo Quindi spaventoso. vanno su i costi. Sì. Il piede diabetico, ecco, racconti un po', il piede diabetico 1.300 euro costa, mentre l'amputazione 14.000 euro. Ecco, appunto. Spieghi un po' cos'è questo piede diabetico. Allora, il piede diabetico è la madre di tutte le complicanze, cioè è una super complicanza, perché può avvenire nel piede del soggetto diabetico che si trovino in concomitanza, soprattutto nella persona anziana, 3 situazioni. Una legata all'età, che può essere la deformazione artrosica legata all'età, e 2 gravi complicanze che possono in contemporanea coesistere nel piede, che sono deficit di circolazione di sangue, cioè arterie che si chiudono, e disturbi della percezione del dolore, disturbi della sensibilità. Cioè uno si taglia e non se ne accorge. Esatto, e questa è la cosa grave. È questa la cosa grave. La perdita della sensibilità non è un vantaggio non sentire il dolore, anzi è una cosa molto grave. Allora bisogna stare molto attenti alle calzature, tutto. Esatto, la prima prevenzione è quella solo quando uno si taglia le unghie. Esatto, infatti la prima prevenzione, stavo per dire, è quella della cura adeguata del piede non ancora ulcerato, perché per piede diabetico si intende il piede ad altissimo rischio di ulcera, di complicanze, per venire questo piede diabetico, a che punto arriva della malattia questo qua? Quanto deve durare? Quanti anni? Nella persona anziana, sicuramente sopra i 65-70 anni, ma l'abbiamo visto anche... Le persone anziane ora le hanno spostato più avanti questo limite, meno male, meno male. Però diciamo che è una complicanza della terza fascia di età. Ma nel diabetico non curato, che è diabetico già da 20-30 anni, se non ha curato la propria malattia, anche in età più precoce, abbiamo visto gravissimi casi di piede diabetico. Diabete non curato dopo 5-10 anni è possibile che... Ma che cosa succede a un diabetico obeso che è diabetico e continua a nutrirsi malamente? Perché non si capisce questo? Non si capisce perché non comincia a curarsi. Sì. Questa è una domanda difficile. Questa è una domanda difficile, ci vorrebbero degli psichiatri e degli psicologi per rispondere a questa domanda. Io sulla mia esperienza posso dire che il cibo è una delle principali dipendenze che noi abbiamo. Non c'è differenza fra la dipendenza da cibo, in particolare da zucchero, rispetto alla dipendenza da alcol o da fumo, da tabagismo. È difficilissimo rinunciare allo zucchero. Hanno fatto degli studi recenti molto interessanti a questo proposito e sono giunti alla conclusione, come era stato fatto negli Stati Uniti molti anni fa per il fumo, no? Avevano insegnato un sistema per cercare piano
piano piano di allontanarsi. Adesso l'ultimo trend in campo di psicanalitico e psicologico è quello di insegnare alle persone come cercare di allontanarsi dalla dipendenza da zucchero, da dolce, perché è molto difficile. Se posso aggiungere, c'è anche l'aspetto secondo me molto importante della negazione della malattia. Della? Negazione della malattia. Sì. Senta, prima abbiamo parlato dell'incidenza degli euro, gli importi di queste malattie connesse, abbiamo dimenticato quelle del cuore, l'infarto per esempio 20.000 euro costa. Certo. Ora, tutte queste spese vengono pagate dal Servizio Sanitario Nazionale, ma se non ci fosse il Servizio Sanitario Nazionale, come si potrebbe fare? Non sono io la persona che può rispondere a questa è una domanda pleonastica. Io posso della dire settimana scorsa che è morto un 26enne negli Stati Uniti. Ecco. È questo che volevamo dire, che noi dobbiamo tenerci caro il nostro sistema Servizio Sanitario Nazionale. Ve lo devo tirare fuori con le pinze. Dobbiamo tenercelo molto caro. Diceva il dottor Versari di una notizia di pochi giorni fa, di un ragazzo di 26 anni morto negli Stati Uniti perché non poteva comprarsi l'insulina. La maggior parte del mondo è così. E allora le persone bisognerebbe che capissero che bisogna difendere la sanità pubblica. Noi abbiamo molto, Abbiamo un servizio sanitario splendido, nel senso che passa tutti i salvavita, potrà funzionare in certi casi più o meno bene, ma abbiamo una discreta sanità. Bisogna difenderla e per difenderla non si può privatizzare tutto, perché sennò poi non rimane più niente. Sentite, siamo d'accordo su questo, ma le persone devono essere d'accordo, è che non ci sentono, le persone non si interessano, sono un po' impermeabili, si interessano solo quando c'è il bisogno. Abbiamo 5 minuti, giochiamo un po' a ping pong. Costanza e impegno del malato. È importantissimo per quel patto che si deve creare fin dall'inizio fra il medico e il malato, è un patto che deve vedere da una parte il medico sempre pronto e disponibile e aggiornato e dall'altra il paziente che segue le indicazioni. Diabete e attività fisica, ne ha già parlato, ha detto che è essenziale. Diabete e carboidrati, velocissime risposte. I carboidrati sono elementi essenziali per la nostra vita, però bisogna saperli dosare e non diventarne dipendenti. Diabete e pizza. La pizza è un problema. Il nostro consiglio medio è di prendere quelle baby. Ecco, posso dire solo questo. Quelle baby, piccole pizze, miseria. Diabete e spuntini. Ecco, noi invece così sono fondamentali. In particolare con certe cure, in particolare con l'insulina, nella giornata gli spuntini sono assolutamente fondamentali. Ecco, sono consigliati. Diabete e dieta mediterranea. Direi che è la più, come posso dire, adatta. È la più adatta, ma bisogna stare attenti alla quantità dei carboidrati nella dieta mediterranea. La dieta mediterranea non bisogna dimenticare che non è fatta solo di pasta, ma di molti legumi, verdure. E che è nata in un momento, ma è che è nata per una popolazione che era attiva in movimento. Oggi la dieta mediterranea deve essere un pochino rivista dal punto di vista della quantità dei carboidrati. Parliamo di pasta e pane. Diabete e dieta vegetariana. Vegetariana è un conto, vegana è un altro, perché se dice vegana allora è difficile. Vegetariana, vegana io non la considero non consideriamoli veramente. Invece consideriamo il vegetariano. Il vegetariano è una persona che l'unica cosa che ha eliminato dalla propria alimentazione sono gli animali, la carne degli animali, le proteine animali. No, gli animali, poiché le proteine animali attraverso le uova e il latte e i derivati del latte le assume, per cui purché ci sia una importante assunzione di vegetali, va benissimo la vegetariana. Diabete e dottoressa Laura Corsi.
Io vorrei che tutti i miei colleghi diabetologi avessero la testardaggine che ho avuto io nei 40 anni in cui mi sono dedicata al diabete. 40 sono? Sono 40, da quando ho cominciato a studiare e dedicarmi al diabete sono 40 anni. Sono 20 che lavoriamo insieme. E sono 20 che lavoriamo insieme. E devo dire che la testardaggine paga. Testardaggine per un buon fine. Beh sì, paga. Sicuramente. I diabetologi dell'AS4. Dico io? Siamo seri secondo me. Seri. Sì, ma come sono? Capaci. Sono capaci e un po' di testardaggine ce l'hanno anche loro. L'abbiamo imparata. Sì. L'hanno imparata, spero che l'abbiano imparata. L'ultima domanda. Il centro di diabete dell'AS4 allunga la vita al malato? Sì, allunga la vita al malato se il malato partecipa e collabora con quello se che si fa un buon con gli patto, operatori. sì, se si fa me. un buon patto e Sì. il paziente risponde, sicuramente. Deve rispondere. Allunga la vita e migliora la qualità di vita. Ecco, E questa è la cosa anche questo importante. mi fa piacere che sia questa risposta qui. Noi abbiamo terminato. Io ringrazio la dottoressa Corsi, direttrice del Centro di Diabetologia dell'AS4, anche il dottor Giorgio Versari. Ringrazio il nostro cameraman regista Christian e ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.